impattando anche sulla capacità di difesa dei vostri cittadini. Sappiamo tutti benissimo che il Veneto è per la nostra manifattura la regione più importante, sappiamo che la manifattura italiana è quella che sta stare secondo in Europa soltanto dietro la Germania, e quindi credo che non avremo difficoltà soverchie per arrivare a fare. Non penso che si dovrà arrivare a una tassa di scopo, perché abbiamo anche parlato di questo, ma non l'abbiamo fatto con l'Abruzzo, e io ci terrei, dato che anche come governo abbiamo sempre detto che non volevamo mai mettere le mani nelle tasche degli italiani, vorremmo anche in questo caso riuscire a fare dei risparmi da qualche altra parte per non aumentare in nessun modo, neppure con una tassa di scopo, la pressione fiscale. Questo è quanto, sono a vostra disposizione se avete delle domande da rivolgerci. Sono stato stranamente esaustivo. Allora vi faccio tanti complimenti per la reazione che ha avuto la vostra gente, sono rimasto proprio veramente piacevolmente colpito nel passare in alcuni paesi e vedere le persone anziane, anche molto anziane quasi come me, che erano lì a tirare sulla terra il fango, eccetera eccetera, che quando mi hanno visto mi hanno salutato con grande forza e credo che sia veramente una bella cosa che fa bene al cuore vedere che c'è una reazione così bella decisa. Va bene, quindi spero proprio che questa cosa qui possa essere alle spalle presto. C'è un verso del Pascoli che mi viene in mente adesso che vi dico: la nube nel giorno più nera fu quella che vedo più rosa nell'ultima sera. Grazie. Speriamo sempre.